Basilica di Santa Giustina a Padova in 2000 i funerali di Alex Zanardi, morto a 59 anni, sull'altare l'handbike del campione, per tutti un maestro di coraggio, lutto in Veneto e a Noventa padovana. Le parole del figlio Nicolò: non serve essere Alex per vivere una vita meravigliosa, il grazie della moglie Daniela, siete stati immensi. A celebrare la messa l'amico Don Marco Pozza, sorellaccia a morte pensava di averlo vinto ma si è presa solo il suo corpo, la sua anima le è sfuggita. Dal ministro Abodi al sindaco di Bologna e poi gli amici Vio, Tomba, Ghedina fino ai ragazzi della sua fondazione, la commozione di sport, politica e gente comune. Tragedia alle prime ore dell'alba, un giovane di 20 anni è morto annegato in Rio di San Polo, addosso non aveva documenti, disperato il tentativo di salvataggio da parte di 2 turisti polacchi. Dramma in un'abitazione a Cessalto, coppia di anziani coniugi riesce ad uscire dalla casa in fiamme ma poi lei rientra per recuperare alcuni oggetti e non ce la fa, trovata senza vita sul letto. Dopo un party privato in un comune del Vicentino, un gruppetto di giovani adolescenti ha finito in ospedale, tutti interessati da una misteriosa intossicazione alimentare. 3 cupole sono già state completate, a giugno si concluderà l'ammodernamento del sistema antincendio della Basilica del Santo, apparato che protegge anche gli affreschi. Domani il 50° anniversario del terremoto del Friuli, dalle 13:30 diretta sulle reti media nord-est delle celebrazioni a Gemona con il Presidente della Repubblica e la Premier. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Questi i titoli. In primo piano, come ogni martedì, il tema del nostro sondaggio di oggi, che è dedicato alla Biennale di Venezia e alle polemiche delle ultime settimane. Padiglione Russo alla Biennale, giusto riaprirlo? È la domanda alla quale vi chiediamo di rispondere con le consuete modalità, facendo uno squillo gratuito ai numeri che vedete in sovraimpressione, esprimendo quindi quella che è la vostra opinione sull'argomento. L'esito del sondaggio verrà poi reso noto nel corso di Ring, in onda questa sera in diretta a partire dalle 21. Ed ora il funerale di Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina a Padova, l'addio attorno alla famiglia di un vero campione nello sport e nella vita. Si sono strette oltre 2000 persone. Piove quando il feretro di Alex Zanardi arriva nel sagrato di Santa Giustina. Ci sono 2000 persone ad attenderlo, gli ombrelli aperti, l'handbike che lo aspetta pronta sull'altare per accompagnarlo nell'ultimo viaggio. Alla moglie Daniela, al figlio Niccolò, alla mamma Anna si stringono tutti. Lunghissimo l'abbraccio con loro di Don Marco Pozza. Un silenzio vivo segue la celebrazione. Nel sagrato qualcuno ha in mano un fiore, tutti hanno un motivo per ringraziare Alex, a partire dai giovani atleti di Obiettivo 3. È stata una grande emozione perché avevo già conosciuto lui quando ero in ospedale da un punto di vista sportivo, ma vederlo di persona, conoscerlo di persona è stata tutt'altra cosa e quindi ho avuto un'illuminazione e mi ha trasmesso già solamente con lo sguardo tantissimo, poi piano piano ancora di più e tutto quello che ci ha trasmesso ci rimarrà per sempre. L'album di Famiglia in mano lo salutano gli amici del paese d'origine della famiglia Zanardi, Castelmaggiore. Conoscevamo bene, siamo di Castelmaggiore, quindi sì. Questo album, che foto? Nel 97 quando ho vinto il campionato in America, giusto era la serata di gala organizzata alla Barilla a Castelmaggiore. Lei che ricordo ha di Alex Zanardi? Abbiamo visto crescere, lui era proprio quello che ha raccontato qua, una persona eccezionale, niente da dire. C'è anche Roberto Gamba con un cartello che racconta l'uomo Zanardi. Dopo l'incidente del 2001 per primo gli strinse le fascette alle gambe e Alex tornò a correre sui kart nella pista di Campodarsego. Nel 2003, dove lui è stato messo a posto con le protesi e gli dicevano è impossibile che guidi. E invece noi gli abbiamo dimostrato che con le protesi era in grado di gestire il mezzo. Ascolti, quando ha fissato quelle fascette, che cosa aveva paura di fargli male? Adesso il tremore, io avevo paura di fargli male, ma lui ha detto stringi,
stringi perché ho i piedi, le scarpe di plastica. E poi è partito. E dopo è partito, per mezz'ora ha sempre corso. Le note di combattente di Fiorella Mannoia e poi della canzone scritta da Vecchioni in suo onore scuotono il sagrato dove tutti aspettano l'uscita di Alex Zanardi, un abbraccio interminabile che tocca nel profondo. Alex Zanardi lascia il sagrato tra gli applausi e la commozione dei presenti. La moglie Daniela e il figlio Niccolò, mentre smette di piovere, ringraziano di un affetto che si è sentito vibrare per un padre, un marito, un grande uomo. Vi amo tutti, grazie, ciao, grazie di cuore. Commosso di questa vicinanza, signore. Grazie di cuore a tutti, davvero, grazie, siete immensi tutti, anche non tutti noi. Grazie a tutti, grazie davvero di cuore, grazie. Una cerimonia, quella delle esequie di Alex Zanardi, dalle 1000 emozioni, tra ricordi, applausi e musica. Silenzi carichi di significato, applausi, frasi che ti colpiscono allo stomaco, ricordi che mettono i brividi. Sono in migliaia a dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina e sul Grande Sagrato, e la cerimonia è appassionante, toccante, eccitante e coinvolgente. Dal primo all'ultimo minuto ogni applauso sembra non finire mai, ogni sguardo ti spacca il cuore, fiori bianchi e rossi, rose, gigli, orchidee, decine di messaggi da tutto il mondo. L'handbike di Alex, di solito esposta al Museo della Medicina, sulle scale dell'altare a simboleggiare che il suo viaggio non è finito. Don Marco Pozza celebra la messa, con lui padre Federico Lauretta, parroco della Basilica, Don Angelo Sgarabottolo, parroco di Noventa Padovana, e un'altra decina di sacerdoti. Si inizia col racconto di una sosta in autogrill e la famosa metafora dei 5 secondi. È l'autogrill che personalmente adoro di più. Montefeltro Ovest, A14, la celebre Bologna-Taranto. C'è Alex, ci sono io e ci sono 2 ragazzi del carcere, dove io sono parroco. Avete fatto un gran bel casino, porca vacca. Però sapete cosa vi dico? Tanto di cappello per come state scavando dentro di voi in questi anni di galera. Vedete ragazzi, disse Alex, certe volte bastano 5 secondi in più per fare la differenza. Lascio a voi le medaglie, il rombo dei motori, l'odore della benzina. Vi lascio anche le luci dei podi, il luccichio dei cimeli, il fruscio degli applausi. Io mi tengo strettissimo l'uomo. Poi il ricordo dei suoi ragazzi, quelli del progetto Obiettivo 3, che Alex ha trasformato in atleti. Ci hai cambiato la vita, dicono tra le lacrime. Non abbiamo conosciuto solo il campione, abbiamo conosciuto l'uomo, una guida nello sport, ma soprattutto nella vita. 4 i ricordi previsti per la famiglia, la cognata Barbara Manni, tutta la vita di Alex racchiusa in una parola: combattente. Combattente, credo che questa parola racchiuda la tua essenza più vera. È un lato di te che sicuramente avrai ereditato da chi ti ha amato. Vai Alex, fai il buon viaggio e combatti. Chi non lotta per qualcosa già comunque perso, anche se la paura fa tremare. Poi tra la canzone combattente di Fiorella Mannoia e le voci del coro Accendiamo la luce, a sorpresa, l'ultima, la voce di Niccolò, il figlio, che racconta di Alex che fa il caffè, che impasta la pizza, insomma, che dalle piccole cose diventa un esempio per tutti. Non è necessario per forza pensare alle grandi sfide, alle grandi imprese per trovare il sorriso, la gioia e la gratificazione. Sono cose che partono dalle piccole cose, e quello che lui ha sempre detto è che se tu trovi il sorriso nelle piccole cose, la gioia nelle piccole cose, che fai tutti i giorni, perché il caffè lo fai tutti i giorni, allora quelle sono le basi migliori per costruire una vita meravigliosa. A
Padova tanti volti noti del mondo dello sport e del mondo paralimpico. Siamo troppo tristi. Giovanni Malagò e Bebe Vio entrano nella Basilica di Santa Giustina senza parlare, troppa tristezza nel cuore. Sono tanti gli sportivi che hanno voluto salutare Alex Zanardi. È stato grande, paesano mio, grande ricordo. Il campione di sci Alberto Tomba, bolognese come lui, il pensiero per un grande amico e per mamma Anna rimasta sola. Poi un altro grande dello sci, Cristian Ghedina, che grazie ad Alex aveva coronato un sogno. Sono sempre molto riconoscente ad Alex perché è stato un po' lui che mi ha introdotto nel mondo BMW, nel mondo dei motori, e tramite lui che sono riuscito a fare le mie esperienze nel turismo per 5 anni, che era una passione che ho avuto fin da piccolo. Lui mi ha dato le dritte giuste. I ricordi di chi ha conosciuto Alex Zanardi si intrecciano in messaggi che il campione ha saputo esprimere durante la sua vita, come quello raccontato dal giornalista Ivan Zazzaroni. Un mese dopo mi disse: ma ti farò una sorpresa, e si alzò in piedi ai caschi d'oro. Una delle emozioni più forti della mia vita, ma lui era questo, cioè è indescrivibile. Io ti dico sinceramente, non ho mai capito da dove traesse questa forza. Forse ieri sera la telefonata della mamma è stata molto chiarificatrice, da lei, da Anna. L'abbraccio tra il figlio Nicolò e Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano, che ha definito Zanardi un evangelizzatore dello sport. Si è fatto, tra virgolette, strumento del saper comunicare, rendere visibili cose invisibili. Lui parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace. Il contributo di Alex Zanardi allo sport paralimpico è stato ricordato da tutti nel giorno dell'addio. Ha tirato fuori da casa tantissimi ragazzi, con la sua forza, la sua determinazione ha mostrato che non c'erano limiti. Alex ha rappresentato per lo sport della disabilità, ma per l'Italia tutta un grande punto di riferimento. Ho avuto la fortuna di condividere le Paralimpiadi di Londra e di Rio ed è stata veramente una grande emozione, insomma, essere parte con lui di quella squadra. E ho sempre visto Alex come un grande esempio anche di diffusione del movimento paralimpico e della cultura paralimpica. Insieme ad oltre 2000 persone che hanno partecipato ai funerali, anche tante figure delle istituzioni che lo hanno conosciuto. L'emblema della positività, perché poi da quell'incidente del 2001 nel quale ha perso le gambe, poi c'è stata tutta una rimonta. In chiesa il ministro dello sport Andrea Bodi, seduto accanto al presidente del Veneto Alberto Stefani, e poi i sindaci di Castelmaggiore, dove era nato, Padova e Bologna. Tutta la nostra comunità deve a lui qualcosa. Superman sotto l'aspetto sia fisico che morale, avere tante persone di questo genere. Io credo che tutta l'Emilia Romagna sia nel sorriso di Zanardi. Noi abbiamo voluto consegnare come Bologna il Nettuno d'Oro, lo abbiamo fatto perché abbiamo riconosciuto in lui il volto più bello della nostra terra. Un abbraccio della gente che fino alla fine ha voluto correre con lui. Serrande abbassate, bandiere a mezz'asta e le lacrime di un'intera comunità. Noventa Padovana ricorda così il suo concittadino Alex Zanardi nel giorno più duro, quello dell'addio. Lui ha saputo essere positivo nella difficoltà, ma trovare quella nuova forza di rinascere ogni volta. Noi lo ringraziamo con il cuore perché veramente ci lascia un grande messaggio di speranza per tutte le persone che portano una disabilità. Grazie di cuore. L'ultima corsa di Alex Zanardi è partita proprio dalla chiesa dell'OIC, la fondazione dell'Immacolata Concezione a Lamandria a Padova, che negli ultimi 3 anni lo ha accolto fino al giorno della sua morte. Una struttura assistenziale che in realtà frequentava da oltre 10 anni per aiutare i più giovani nella riabilitazione attraverso lo sport grazie al suo progetto Obiettivo 3. A chiunque si nomini Alex Zanardi subito gli occhi diventano lucidi e il magone travolge anche i concittadini di Noventa Padovana, città nella quale il campione e la sua famiglia avevano scelto di vivere da oltre 20 anni e dove nel giorno del suo addio si è deciso di proclamare lutto cittadino, con le bandiere a mezz'asta, osservando anche un minuto di silenzio in concomitanza dell'inizio del funerale nella Basilica di Santa Giustina. È stato un esempio per tutti, no? Una roba, veramente un coraggio che penso che non esista al mondo, una roba del genere. Personaggio unico, Fa venire i brividi alla schiena. Stai emozionando? Sì, perché
fa pensare un attimino. Anche perché lo conoscevo. Mi dispiace tantissimo, ci ha insegnato come vivere. Penso che non abbia fatto solo qualcosa di buono, ha lasciato un segno che si ricorderà negli anni e qua in paese penso che ha lasciato molto di più di un segno. Molto di più di un semplice uomo, molto di più di un esempio da seguire. Le parole non sono abbastanza per descrivere Alex Zanardi e allora scendono le lacrime, pensando a tutto quello che potrebbe essere stato ancora. Rimangono però anche gli aneddoti che ora fanno sorridere, come il primo incontro tra Alex e il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano. Fu a un banchetto della Lega, noi eravamo oggetto di un centro di accoglienza straordinario e quindi stavo raccogliendo le firme per impedire che ci fosse un'accoglienza diffusa di queste richiedenti asilo. E lui mi viene vicino e fa lei sa che io la penso in maniera completamente diversa da lei, ci mancherebbe altro. E da là è iniziato un confronto che dopo è diventato di stima reciproca. Una persona straordinaria, molto molto umana, ci ha lasciato un bellissimo ricordo a Noventa. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata all'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Andiamo con la cronaca a Venezia. Tragedia alle prime luci dell'alba. Un giovane di 20 anni è morto annegato in Rio di San Polo. Disperato il tentativo di salvataggio da parte di 2 turisti polacchi. Il suo nome non si conosce ancora, addosso non aveva documenti, ha un'età stimabile attorno ai 25 anni. Il suo corpo senza vita è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco nel canale di fronte alla sede del Comando regionale della Guardia di Finanza attorno alle 7:15 di mattina, al termine di quasi 2 ore di ricerche. Sulle circostanze che hanno portato alla caduta in acqua e all'annegamento in Rio di San Polo di un giovane magrebino indagano i carabinieri. Il campo delle ipotesi appare comunque già molto ristretto. La caduta in acqua sarebbe avvenuta in maniera autonoma, nessuna rissa o aggressione. Sul corpo del giovane non c'erano segni di violenza. Rimane il dubbio se a provocarla sia stata una tragica fatalità o delle condizioni di alterazione. Un ulteriore aiuto alla ricostruzione dei fatti potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della Guardia di Finanza. Il Comando di San Polo ne ha almeno un paio puntate sul canale. I carabinieri hanno già acquisito i filmati. La caduta in acqua è avvenuta all'alba, attorno alle 5:30, un orario in cui c'era pochissima gente in giro. Tra i residenti in Corte Amaltea la notizia si è diffusa qualche ora dopo. Ha avuto modo di parlare con qualcuno, magari tra i suoi vicini di casa, che invece ha visto qualche cosa o ha sentito qualcosa? Sono uscita che i miei vicini erano andati già a lavorare e quindi non... Ma adesso che abita qui in questa corte, sono per la maggior parte affittanze turistiche o ci sono ancora residenti? Sono parecchi turisti. Just my husband, because I was sleeping, so I didn't hear anything. Poco dopo arriva una coppia di turisti francesi e lei a raccontare che il marito ha sentito qualcosa. Lui dice di essere stato svegliato da delle urla, ma di non avere avuto modo di capire cosa stesse accadendo. I primi ad intervenire sono stati invece 2 turisti polacchi che alloggiano in una struttura ricettiva poco distante. Sono loro ad aver cercato disperatamente di aiutare la persona in acqua. In quei momenti drammatici è anche passato un barchino, ma lo sfortunato giovane era oramai stato inghiottito dal canale. Si è risolta positivamente la vicenda della padovana svanita nel nulla a New York. Elisabetta Ferretto, 50 anni, originaria di Montagnana, è stata rintracciata in buona salute. La notizia è stata comunicata stamane alla famiglia dai carabinieri di Este. Della donna non si avevano notizie dal 22 aprile scorso. La famiglia aveva con lei contatti quotidiani che si erano interrotti. Il nome di Elisabetta Ferretto nel 2019 era stato associato anche al caso Epstein. Era stata infatti una delle donne che lo aveva denunciato pubblicamente. Attivate le ricerche tramite i canali internazionali, l'esito è stato positivo e ha portato al ritrovamento della donna in buona salute. Dramma all'alba in un'abitazione a Cessalto, coppia di anziani coniugi riesce ad uscire dalla casa in fiamme, ma lei rientra per recuperare alcuni oggetti e non ce la fa. I vigili del fuoco la trovano senza vita sul letto.
Il rogo è divampato dalla canna fumaria del camino della cucina, estendendosi rapidamente al resto dell'abitazione. Tragedia all'Alba Santa Maria di Campagna, frazione di Cessalto, in una casa rurale in via Bidoggia, dove vivevano 2 anziani coniugi. È stato il marito, Graziano Dal Cortivo, 84 anni, ad essere svegliato da un botto poco dopo le 5 del mattino. Ha aperto la finestra ed ha visto il fumo che già usciva dal piano di sotto. Assieme alla moglie, Elena Zamuner, 81 anni, è uscito dall'abitazione. Nel cortile erano riusciti a mettersi in salvo entrambi, portando anche il cagnolino. È stato in quel momento però che la signora, vedendo che stavano per andare perduti tutti i ricordi della sua vita, è voluta rientrare per prendere almeno qualcuno degli oggetti più cari che da tanti anni custodiva con cura, un desiderio che purtroppo gli è stato fatale. Arrivata al primo piano, probabilmente si è sentita male a causa del fumo acre che ormai aveva invaso l'abitazione. È entrata in una camera sdraiandosi sul letto e lì l'hanno trovata ormai senza vita i vigili del fuoco. È Laura, una dei 4 figli della coppia, a raccontare il dramma. Mi ha chiamato mia sorella e mi ha detto che mia mamma ha preso fuoco la casa e mia mamma era dentro e basta. Mia mamma ha sempre fatto tutto per noi e 18 anni fa ha avuto un infarto e 4 anni fa ha fatto 5 angioplastiche. Mio papà non voleva che lei andasse dentro perché voleva andare a vedere dei ricordi e invece lei è andata dentro e lui non riusciva a prenderla perché sono tutti e 2, lei 81 e lui 84 e lei ha voluto andare dentro e poi ha sentito un urlo e hanno detto che ha anche i capelli un po' bruciati. Poi la figlia scoppia in lacrime, confortata dai tanti parenti giunti in queste ore a portare cordoglio alla famiglia così duramente colpita. Anche i soccorsi sono stati tempestivi. I vigili del fuoco sono arrivati con 7 mezzi e 20 operatori giunti con diverse squadre da Treviso, Motta di Livenza, Portogruaro e Conegliano. In via Bidoggia anche i sanitari del 118. Per Elena Zamuner purtroppo non c'è stato nulla da fare, una leggera intossicazione da fumo per il marito. Sul posto anche i carabinieri che ora coordinano le indagini sulla tragedia. La casa è andata praticamente distrutta. Dal camino della cucina le fiamme hanno avuto facile presa sul rivestimento in legno delle pareti e da lì si sono estese al resto dell'edificio. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la mattina per spegnere il rogo, riuscendo ad impedire che l'incendio si propagasse anche all'abitazione decente. Dopo un party privato in un comune del Vicentino, un gruppo di giovani adolescenti è finito in ospedale, tutti interessati da una misteriosa intossicazione alimentare. 5 sono ancora ricoverati. Un gruppo di ragazzi che si sono rivolti alle cure dell'azienda per questa sintomatologia, vomito, malessere generale, eccetera. Si tratta di 7-8 persone che sono state prese in carico già ieri dal nostro pronto soccorso, che stamattina già sentite stanno meglio. È bastato il supporto di alcuni farmaci sintomatici, ma a breve ritorneranno a domicilio. Tanto spavento dunque, ma il peggio è passato per il gruppetto di adolescenti di età tra i 15 e i 22 anni che si sono dovuti immediatamente rivolgere alle cure del San Bortolo dopo aver accusato i sintomi di una intossicazione alimentare. Il Dipartimento di Prevenzione nel frattempo ha avviato una serie di accertamenti per risalire alla causa dei malesseri, nausea, vomito e dissenteria, per stabilire se provocati da un'origine batterica o virale. Per questo, dopo la segnalazione, è stata aperta anche un'indagine. La simultaneità dei sintomi che aveva insospettito i sanitari ha portato le ricerche nell'ambito di una festa privata in un comune del Vicentino a cui i giovani avevano partecipato. In attesa dei risultati, l'Usotto lancia un appello in questo momento specifico dell'anno. Mi riferisco soprattutto alle soglie della stagione estiva, ma abbiamo visto anche lo scorso weekend come sono salite le temperature, alle modalità di conservazione degli alimenti. Possiamo anche prendere degli alimenti da asporto, ma devono essere correttamente conservati fino al momento del consumo. Quindi, soprattutto per alcuni alimenti, creme, maionesi, alimenti deperibili, la conservazione già da adesso in frigorifero. Torniamo a Venezia ora con il primo giorno della vernice della Biennale Internazionale d'Arte. Senza la giuria che si è dimessa, senza la sua compianta curatrice Koyo Kuo,
prematuramente scomparsa un anno fa, ma con tutto il team curatoriale che ha raccolto il testimone del suo lavoro e con il presidente Pietrangelo Buttafuoco, rimasto in silenzio con i giornalisti, che parlerà solo nelle prossime ore in conferenza stampa. Si è aperta così, ai Giardini, davanti al padiglione centrale, la 61esima edizione dell'Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, in Minor Keys, in chiave minore, questo è il titolo. Ecco intanto il padiglione della Russia aperto, che ha scatenato la tempesta. Nelle prossime ore sono annunciate anche altre proteste davanti al padiglione di Israele, che è stato trasferito dai Giardini all'Arsenale, una mobilitazione per dire stop alla guerra a Gaza. 3.000 gli invitati alla mostra in questi giorni di preapertura. Il significato letterale di minor keys è tonalità minori, quindi il primo significato ha a che fare con la musica e sa di ascoltare le tonalità minori della musica, mentre il secondo è che è legato, cioè minor key come piccola isola. Il fatto di essere stati selezionati da Coio è un grande onore per tutto il team, anche perché hanno lavorato a stretto contatto con Coio da molto tempo, quindi c'è una relazione molto stretta e è anche una questione che hanno molto rispetto della selezione che ha fatto e sono molto onorati. Note persistenti è invece il tema e il titolo del padiglione Venezia. È un progetto che il Padiglione Venezia porta come omaggio vero e proprio alla nostra città, facendone ascoltare delle risonanze diverse, cercando di farlo sentire da altri punti di vista. Venezia, anche quando parla di se stessa, non si guarda l'ombelico, perché Venezia è l'ombelico del mondo e adesso lo vediamo in questi giorni, dove è veramente il palco del mondo, nel bene e nel male, anche con le polemiche. 3 cupole sono già state completate, a giugno si concluderà l'ammodernamento del sistema antincendio della Basilica del Santo. Per il 13 giugno le cupole saranno protette. È sicuro il presidente della veneranda Arca di Sant'Antonio. Il sistema antincendio delle cupole della Basilica di Sant'Antonio sarà pronto per il 13 giugno. 3 cupole già completate, i lavori procedono. La Basilica porta avanti il progetto di ammodernamento e potenziamento del sistema antincendio con strumenti di ultima generazione per proteggere le 8 cupole. Un sistema chiamato Water Mist che protegge anche gli affreschi della Basilica. Abbiamo scelto questa tecnologia antincendio che è recente e che ha trovato già molti utilizzi, fra cui a Notre Dame, peraltro consigliata da noi italiani al tempo. È una tecnologia che riesce a sfruttare al meglio l'acqua senza doverne patire le conseguenze quando questa ruscella, bagnando magari gli intonaci, che sono preziosissimi perché sotto quegli intonaci ci sono degli affreschi. Lavori importanti per mettere in sicurezza un tesoro che è della collettività. Credo che sia per noi motivo di grande gioia e di gratitudine nei confronti di chi ha permesso la realizzazione di questo progetto, Delegazione Pontificia, Veneranda Arca, Cariparo, i frati stessi, ecco, tutte realtà coinvolte nel desiderio di mettere al sicuro un patrimonio che noi ereditiamo dal passato come bene prezioso e che come senso di responsabilità merita di essere custodito anche per le generazioni future. Ecco, diciamo spesso che non si tratta solo di costruire un edificio pur splendido, ma anche un patrimonio di fede e di spiritualità che da secoli è meta di tanti pellegrinaggi, dell'affetto di tante persone attorno alla figura di Sant'Antonio. Domani il 50° anniversario del terremoto in Friuli, le reti Media Nord-Est dalle 13:30 seguiranno e mostreranno le immagini più suggestive tra ricordi drammatici e l'orgoglio dei simboli della ricostruzione. Nel pomeriggio seguiremo passo passo la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni, poi il Consiglio regionale straordinario con il sorvolo delle frecce tricolori. Diretta dunque a partire dalle 13:30. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla il meteo come sempre. Buona serata.